Buongiorno Italia, buongiorno GP, buongiorno vecchiaia. Vado malissimo a lavorare qua a Valvasone. Non c'è linea, accidenti. Vabbè dai, CP, andiamo a fare il giro. Guarda. Senti the sound of Osei. È comodissimo però trovarsi così nelle aree camper, no? Anche perché, scusa, per uno che ci vive, con camper come Pulmin, che può andare tutto a corrente, cioè vive completamente a gratis, già prima le bollette non erano quasi niente. Attaccandoti a corrente hai proprio 0-0, cioè il riscaldamento va a corrente, l'acqua calda va a corrente, il frigo va a corrente, tutto che va a corrente tranne i fornelli per cucinare, ma quelli vabbè. Il CP va a corrente? Ah no. Beh, il collare sì, vero CP? L'abbiamo anche buttato via, si è rotto oggi. Sì, si stava rompendo a rate. Hai visto? Notavo. Gli animali possono insegnarci tante cose in quanto loro vivono costantemente, quasi costantemente, comandati da questa sorta di centralina che è l'istinto. E cosa possiamo imparare da questo istinto di guarda, guarda, eccolo là, eccolo là, eccolo là. Sì, sì, CP. Bravo, stavamo parlando proprio di quello. Tu noti gli animali quando si svegliano si stiracchiano, no? Questo per distendere i nervi, prepararli, un po' riscaldarli, eccetera, eccetera, tutta la muscolatura. Questa è un'abitudine che noi ad esempio non abbiamo e non credo che il cane si dica aspetta, devo prendere come abitudine di stiracchiarmi oppure qualcuno gli ha insegnato a stiracchiarsi. No, è una cosa che viene mossa dall'istinto. L'istinto è quella cosa, appunto, quella centralina che serve a preservare e continuare l'esistenza della specie, l'esistenza dei CP. Vero CP? Brava, brava amore, sì, 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 cazzo. Ma guarda che sei una collaboratrice veramente numero uno. No, perché ti rifà anche vedere, no, il discorso dello stiracchiamento. Oh, Italia, esatto, Taccapiole sta Francesco. Esatto, indovinato, indovinato, indovinato. Che è? Mi è arrivato Lezio. Baltomano. Buongiorno, buongiorno. Ciao a tutti. Giusto per le brioche. Ciao a tutti. Però Giusto per il la caffè brioche. devo farti aspettare 2 minuti perché ho ancora la bocca Ragazzi, bollente. come state? Cosa dice? È meglio che stiamo vicini, che stiamo distanti? Cazzo, Per... non so. Hai detto che c'è Aspetta molta che spengo. gente. Sì, sì, perché poi è arrivato questo signore e mi ha detto tante parolacce. Ma E non ci è sono rimasto vero. malissimo. No, No, aspetta, perché oltre al fioretto qua che è il mega riempito di parole, non so che si arriva. Indovina, 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 hai indovinato? Boh. Per tutti quelli che non hanno indovinato il risultato tra un paio di minuti. Che non aveva una memoria ferrea io. Ho detto vado dentro che lo becco che sarà dentro a fare la spesa e lo cucco io poi. Che dava Vado fuori, una rata no, del ma pack. no, ma no, ma Sì, in compagnia. In amicizia. Insomma, vengo qua, vado dentro, non c'è, torno fuori, spario il camper, te sei andata via prima, te sei dentro. Guarda. Vedi ancora scarosso vecchio là, si era messo lì. Sì, saranno da fare rifornimento. Sì, può Che essere. andiamo io e semi scarosso. Sì. Bei tempi, cazzo. Beh, intanto ti ha fatto partire, no? Sì, Poi no, c'è ma qualcosa di più, intanto hai fatto la tua esperienza, hai sì, fatto capire tante cose ovvio, della ovvio, vita. ovvio. Che restava comodo e mi manca di quel camper. Sì, ma Ah! se non Come tira ci giù, rimoniamo? vedi che quei friuli, sono tutti sani. Ciao. Ciao Vezza, Come stai? quanto tempo? Bene, bene. Addio. Tu esci che bello? Sì, fornissimo. Figo? Proprio. Eh? Siamo dal letto adesso. Emilio. Sì, madonna. Visto mai con la maschera così, no? Bene, ma qua c'è, Ma qua puoi prendere per il culo il Veneto. qua tu, c'è capito? azzurro, qua c'è c'è azzurro, ma il quando pomeriggio. sono arrivato a Treviso Quando che sei era arrivato stamattina, nebbione, No, da noi ieri mattina. Lui, se non sbaglio, è quello che è venuto con te a prendere il cane. Esatto, e adesso vedi Adesso a sì, Soi. ecco, vedi che seguo. Vedi l'Italia, tanti pensano che libertà è vivere in camper, invece secondo me libertà è andare via in pigiama in giro per Valvasone. Ma che figo sto tronco! Zoe, io credo che c'è qualcuno che ti vuole salutare dopo. Eccola, di, ciao a tutti, ciao a tutti! Salatina. Zoe, come la mettiamo adesso che non ho più il microfono popone? Aspetta, perché c'era Alessio che stava facendo un discorso secondo me interessante, perché anch'io l'ho detto più volte, però sai, c'è sempre chi dice bianco, c'è sempre chi dice nero, quindi ho detto, l'ho interrotto, ho detto adesso riprendiamo e continui pure a spiegare cosa ti sta accadendo in questi giorni d'inverno, ovviamente. Beh no, lui è trentino, però ascoltiamolo lo stesso. Pur avendo due batterie normali AGM da 100 ampere, ampere si dice, boh, non sono un Sì, tecnico, sì, sì, sì. e mi ritrovo adesso con delle batterie che non tengono più la carica.
io posso caricarle con un bel viaggio, con i pannelli, se c'è il sole tutto il giorno, ma già la notte mi basta il frigo compressore e il minimo di stufa, perché io dormo bene con 15 gradi, e la mattina mi fa beep per segnalarmi le NDS che sono andate, che stacca tutto perché vanno sotto il minimo. Per cui se domani, dopodomani piove, sono nelle peste, devo prendere il mio furgone e approfittarne di una colazione, andare a farmi un giro di un'oretta. Non vedo l'ora di montare la litio per avere maggiore affidabilità, soprattutto nel periodo invernale. Però litio a parte, bisogna anche dire che nel periodo invernale avere un frigo a compressore che va 24 ore al giorno, Ma lo metto al minimo? beh, comunque è un bel consumo, insomma. Eh sì, però d'altra parte se tu hai un minimo di riscaldamento e 15 gradi dentro e hai del pesciolino, della carne, non solo verdura, ti ci vuole almeno al minimo il frigorifero. No, non sei vero. Guarda, che paura che io rube. Sigaretto vaniglia e orgasmo. Ah, Adesso devo filmare. sì, adesso sì. Villano. Oh, ma curati, guarda che figata che è la cucina di Fabio. Lo so, l'abbiamo già detto, anche lui mi ha detto, l'avevi già vista. Però i colori e insomma lui ha il forno con 4 fornelli, tra l'altro, insomma, non è poco. Il lavandino e dopo un appoggio, anche se io avrei fatto, se fossi stato quello che progettava, forno, appoggio e lavandino, perché così quando lavi i piatti vai bene a gestirti, hai capito? Però veramente è figata. In più aspetta, guarda che cos'ha. Esatto, non mi ricordavo più. Quindi no, la cucina di Fabio è veramente una figata, ragazzi. Sono contento, dai. Contento di cosa? Non ti ha fatta a te? No, sono contento di farla. Ah, ok. Sì, si diceva ragazzo, probabilmente in questo raduno sarà abbastanza ciucciato come persone, perché effettivamente intanto c'è pioggia, no, nelle previsioni, e se no col metefono no, non ti sbassi a radio. Poi diceva giustamente anche Fabio che in certe regioni tipo Lombardia c'è già il coprifuoco e altre limitazioni, perché oggi è il... quanti ne abbiamo oggi? 23 ottobre, 23 ottobre, quindi sì, non so quando vedrai questo video, però ti sto parlando dal 23 ottobre 2020. Però vabbè, insomma, noi, a parte Andrea che non ha potuto venire, Andrea del T4, noi del gruppetto ci siamo tutti, quindi insomma, mal che vada, è una nostra uscita. Ecco, Facceremo la fame senza andare al T4. Mirko, no, c'hai l'uso, è anche andato avanti, ecco. Ci ha visto, è andato bene. Gli altri, non... Ecco. Svedi tu a fare e figure che uno non si ricorda come che si chiama le persone. Anche Fabio dice Polessa Emilio, non so, adesso vediamo. Cosa ne ho portato qua? Guarda qua, Iuri, guarda che ben di Dio. San Daniele del Friuli, cosa è sta roba? Conta, spiega, ti che te si furlando. Prosecco. Ah, prosecco. 2015, Magnum, buona, salamino di Del Ben. Pa Fabio? Per Fabio, anche per te non te mangi salame. No. Perché? Però a prezzo del pensiero, insomma, dai. Ti mangerai i grissini. Anche i bicchieri ne ha portato. Sì. Aspetta, avevo anche e bottiglie Le bottiglie. No, la dita, mi raccomando di farlo venire fuori bene nelle riprese, se no dopo mi prendo una denuncia per coso. Certo. Quindi no, non vuoi a denuncia per coso, insomma, è meglio. Sì, sempre in forma vecchio. Saluta Fabio. Non te ne conti la storia, insomma, ecco, degli amici, conta. Questo qua è dei ragazzi che giocavano a calcio a Casarsa. E il papà ha questa azienda che adesso gestivano loro e hanno sta cantina e fanno un vino molto buono. Prosecco. Quindi Italia il prosecco se fanga in Friuli. Esatto. Ci sono vallati del nome Prosecco che abbiamo qua in Friuli, giusto? Abbiamo un paese che si chiama Prosecco. Ah sì? Sì, E loro hanno vallato quel discorso lì. No, bisogna andare. Aveva il prosecco in Montenegro, in Montenegro. Ma si sono avvallati prosecco? Sì, è come dire quel che te va. No, vabbè, però il prosecco si chiama il paese. Ci hanno dato la cosa di poter fare il vino prosecco perché abbiamo come il Toccai. Il Toccai era friulano, non ce l'hanno preso i Trentini. No, tanto le devo dormire, Ezio, te può dirlo? Ungheria. Confina con Friuli in Ungheria. Mica tanto, c'è tanto più là a casa. C'è come dire il tavernello ora che appunto in Ungheria. Però sai, sono business, no? Per vendere. Montasio, dolatterie, dove sei tutte ste vacche che ma questo l'abbiamo fatto in casa, si sente. Chi l'ha fatto? Mi ricorda quel che fa mia nonna. E tu lo tieni nella plastica, vigliacco. Per forza svolava la fiasca Sì. stamattina, va in giro con Pao. No, ma ti sentirà.
E dopo Vara, se arrivo, perché non te posso che ti non te sacchi il salame, mi dispiace, ti porto un tocco di formaggio di quello sotto la trappa. Ah, ma il vinti, no? Cosa? Sì, il formaggio Sì, lo ubriaco mangio, lo mangi? Sì, ma io mi sono... Cos'è il formaggio ubriaco? Quello insomma. messo sotto la trappa, sì, no. Ma sì. Tutte graspe. sotto le raspe. Sì, quelle- sì, sì, sì. Formaggio lì lo mangio. Carne no, formaggio. Sì, porta sì, poi sì. così te lo sacchi. Sì, Guarda dai, Eh? questa è roba tipica furlana. Beh sì. Boh, no, è importante queste robe tipiche. C'è la storia, no? Tipo il formaggio de Frant, la pittina in Friuli, giusto? Sai quel salume. ma non sono... Ho sentito più volte. Sì, quello lì erano i cacciatori una volta sulle valli di qua dove del Vajont, no? Meduno ha iniziato a fare i cacciatori quando Meduno? quando Che il maresciallo abita a Meduno, cazzo. quando facevano Mega dai, il con la pecorino, cazzo. a parte che lui è sardo di natura, quindi. E t'ha messo a pecorino? No, ga bestie casa, mega dai, la formaggio e trova. Senti che te domando, che sei una vita che non lo vedo sul tuo posto. Quel Mario là, uno dei primi che... Mario! Mario! Urco! Vabbè, il varà a letto del raduno. Beh, adesso che mando un Ma sei una vocale. vita che non te lo vedi neanche te? Quel Mario, sei un Saremo personaggio. scritti. No, se Stavolta sentiamo con ogni il tanto, Juve. però Uno effettivamente è l'ho da visto. tanto che non si Ah, sei vedemo. un personaggio quel Sì, Mario. sì, ma è buono come il pan, Sì. Mario, madonna. Sì, che non sono sicuro che sappia del raduno, quindi dopo che manda... Quel Mario lì, me lo sì. ricordo, sta uno dei primi di Servo. Sì, 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 sì. E le fora Mario. Io te ricordi, sì, delle persone quando che te le vedi così, poi te affezioni, no? Sembra di notte. Io mi sono messo alle 5 la mattina, alla sera te butto in letto dopo magnano, perché anche l'età non mi giuntano. E te vardi, no? Sì, te vardi. pioggia, Quella se butta fuori una roba, quel mascalzone, dico, quel coglionazzo. Tu appena arrivavi, il coglionazzo. Che sono stanca Mario. Ma no. L'hai detto ironicamente. Ma sì, ironicamente. Dai. Vemoerò do scorese ironicamente, cosa devo dire? Tanto fa che roba lì. Poi Mario l'ho visto a Tramonti la prima volta. Tramonti L'ho Mario? visto lì, era ad uno a Tramonti. Ah sì, che aveva chiamato mamma, che aveva fumato il spinello, che aveva Sì, detto. ma sei da tanto che non te lo vedi neanche te, perché non Eh se sì? lo vede Sì, più. ho capito tanto. Sì, non lo vedo. tanto. L'ho sentito un po' dopo, ma... Ma vive in camper anche lui? No. Però sì, se da un tocco, cioè se sentimo, però... Il camper che averlo finito comunque, era di fare i lavori, aveva finito le cose lì. Sì, credo di sì. A parte che non è mai finita, cioè come uno là la passione, non... Tega sempre qualcosa da da fare. cambiare con ore, da cambiare, cioè qualsiasi roba. Ti cambi quell'ora su un mezzo dove ti sei fatto, perché se te lo compri fatto... Sì, sì, tipo il tuo edificio, che cazzo metti tu manti rovini? Beh, ma il tuo è un appartamentino. È bellissimo il suo. Beh, no, mi piace la cucina sua, è stupenda. Come ce l'hai, scusa? Ma normale, però... Da qua in su. Sì, ma lì con ori, che le belle... Sì, guarda. Ah, Sulla tenda. Questi qua sono mini appartamenti. Sì, dai. Sì, ma vedi che vivo Sì. Sono nel mezzo che vuoi trovare. sì. Bene. Sì. Io ero partito con l'idea dopo che avevo visto lui e sei stato lì che lo conoscesto. Ma lui è stato un pioniere di ste minchiate qua. No, dei Infatti minchiate sì, delle Quelli robe là, del camper no. No, ma dico, no, ma partire come te ha fatto io, No, quella no. roba lì non sei da poco, cioè prendere e cambiare vita come l'hai fatto tu. non Ti è- dirò che la roba più grande, il più Questo grande facile. cambiamento della mia vita, secondo me, è il fatto di avere assai il posto fisso e mettermi a lavorare in proprio. Ci sta Ma quello non trovando. c'entra il Non camper, è facile. te puoi farlo da No, ma casa. coi tempi di Ma andare oggi- no, per vivere in camper per me sta una cazzata, perché mi piace robe piccole, il mio sogno era una casetta piccola, se fosse Ho fatto miliardario, un sogno l'altro di. eh, Ho sognato che già di rubarmi dentro casa, e che aperto una finestra e c'è dentro da sala. ma qua o... No, da sala. Come una stanza grande da sala, e mi correvo in cerca di stilate. Dopo guardi oggi visto nei campi, perché se fosse qua io te li avrei vestito. Capito? Ad esempio, sei stato a preoccuparsi di quanto grande che te hai a casa. Ah sì sì, Te che tutto sotto mano. sì. Sì, Poi sì, ti versi ma- la finestra, dici lì, porto cabbaina, Ma come ti dicevi, no? Se tu hai la compagna che gli piace seguirti come mia moglie, mi andavo in tenda dopo per scarcarpa, no? E stavo fuori da 3 giorni, proprio mi piaceva, cioè, siccome... Anche a me, ma non lo fai più all'umido che sa, dopo la mattina Ho so capito, coppa. sì. No, Sì, però dire io- in camper è bello, cazzo, ma hai tutto, aria condizionata, te tutto. sì, ma a Tutto. tenda è un'altra roba, a tenda ha molto più fascino del camper, fidate, ma sì, tanto,
tenda. Perché la vivi più è l'avventura. Sì. Cazzo, con denti e foreste in Slovenia, Sì. che devi cagare fuori con paura che arrivasse l'orso. E ora me fai così e continuo. Tutta un'altra roba, è bellissimo. Cioè in camper te sì. Tutto lo specchio cagare così, no? No, il camper è una casetta. Sì, Soprattutto adesso quel nuovo che ho fatto, proprio è una casa. sì, ho visto, bel piccolino là, come arrivi. Piccolino era già un po' più all'avventura, perché tipo non ti puoi permettere di fare la doccia in certe giornate fredde, o se era massavento te stue a stua, quindi sì, che te avevi quei problemini lì che devi metterlo sotto il coso. sì, ma ho sentito altra gente, perché certi camper che ha il passaggio d'aria e gli spegne da sotto. Pensa tu. Mi vedi cambiare il cammino perché avevi... invece no, da sotto. E ora tanta roba, tanta, tu capio? E mentre questo qua no? Sai, il camper però diciamo che comunque sia il camper purtroppo per arrivare in certi posti un po' te vincola, perché le dimensioni sì. Anche il suo, se che l'era corto era comunque alto, dove che passava nel senso che le sue però dopo te ti abitui come tutte le robe, no? No, sai che stavi in tenda ti arrivi in posti. Sì. Con Scarosso dopo il viaggio dei Balcani mi sono abituato, cioè perché là si è fatta veramente di tutto, ma robe assurde. Trapassare di campi minati in fuoristrada, a strada qui a Mulattiera, là in Albania, mamma mia. E là ho detto, o vengono su quegli ansiolitici, e ora là sì, no, là... Però questo ancora no, questo le tante donde sarà anche quella. E poi ho paura anche di sbatta, perché le vetroresina, che altro era plastegon sotto, però utile del plastegon, tu capio? E qua, cioè, cazzo. Beh, ma se ti te vedi come che lo tratta, quelli che parlava anche cosa. È un cesso dentro di buono, ragazzi. Sì, ma... e polvere, sì, merda, e dopo, ma dopo fuori. Il super per la merda sui busi dappertutto, sì, quello lì veramente lo tratta come... Beh, diciamo che per usarlo si giusto usarlo, però insomma ogni tanto dai perché mi vedevo ultimamente gli ultimi cosi che ha fatto lì, anche quando era in quarantena, sinceramente un po' selma. Anche è vero che tu nel tuo piccolo, io come la vedo io, poi ognuno ha un modo di vivere, no? Però se io vedo qui, tu qui vedi ordine, vedi bello, è il minimo. Sì. L'acche. Adesso vedo la cacci. Per dirti, però te vivi, quindi ti piace avere anche l'ordine, io. Beh, un minimo sì, vero, cazzo. No? Che cazzo, vivere come le bestie. Fabio, dai, forse... Stai ben trovato, mi dico. Però vada qua, se coppetta, vai. Stop. Ecco, Massa. No, basta, ma un'altra volta. Non piace niente perché è bottiglia plastica? Ma sei fuori, basta. Ecco, così ti impara. No, ti voglio imbriaco e ti pinza la patente. Comunque è bello il centrino qua. Sì. Il centro Sì, tranquillo, bello, sì, non ti manca niente, dai, quel cos'è. Vero? Sì. L'ho visto un par di volte. Dopo ho visto che sei stato anche quando c'era la rivocazione. Esatto, quello vuol dire là da portare la tosetta. Sì, però per dirti... La Tofia. E anche amorosa. È bello. Guarda che è tanta seria. No. Quest'anno l'hanno fatto, era ridotto. È una roba tanta grande. Era ridotto per il Covid, però l'hanno fatto lo stesso. Quello l'ho saltato perché dopo 2 o 3 volte che ti ho fatto basta. Sì, mi vengo da Montecchio Maggiore dove c'è Giulietta Romei, che stai, quindi fare rivocazione storica anche là. No. Le tutto il paese, ma vestiti proprio quei vestiti seri dell'epoca. Ma quanta gente. No, bello, dopo i tiri con l'accetta, i tiri con l'arco, e i cavalli, tanto bello, tanto. Così, cose capuliti, i Montecchi. Montecchi capuliti, e si fa battaglie, fa simulazioni, che era bello. No, ma è bello, ma è una cosa che sta avendo. Non sapevo. Piano. Qua viene anche gente da tutta Italia, no? Sì. Questi qua che hanno questa passione. Sì, per carità. Io non sono un grande amante, mi piace visitare, esplorare, però mi piace esplorare quasi per i cazzi miei. Come dire... Sì, vivertela da te. Sì, mi sa un po' più da avventura, tra virgolette. Sì, ovvio. Che non essere in mezzo alla massa, come tutte le robe. Sono quei bei paesetti così, no? Storici che ci vivi bene, anche Soave, un bellissimo castello Soave. Stai dentro a vederlo, visitarlo fra settimana, non fine settimana. Se bello perché te dentro con chi che te e ti spiega e ti vivi in maniera diversa, che non essere in mezzo alla massa. Poi adesso con le mascherine
e tablet, quello che te va a dire per capire la lingua o che cazzo così. È una rotta dei coglioni. Mi per fortuna che faccio mezza giornata, ma là quando che la gente che sta tutto il giorno con sta merda qua, te mori. San Paolo, va che sei pericolosi a San Paolo. Te lo sa, no? No. Nessuno va là a rompere i coglioni. Do Brasile? San Paolo? San Paolo de Morsan. Ah, de Morsan. Quando che va là, chi fa le retate di anguilla, che va in alto al tagliamento, nessuno va là. Si è preso de Napoli, là te coppa. L'ho sentita più volte quella di questi pescatori. Nessuno va là a rompere i coglioni, te coppa, te butta sopra il tagliamento. Perché c'è paura di anguille? Certo, quando che molo fa il bracconaggio. Quindi non posso neanche appartarmi con le mie lei volendo. Devi stare attento. O con lei di un altro? Che te vada sì, te coppa. A quello devo stare attento, che non sia lei del pescatore. Le anguille sbagliate. Insomma, così di Marietta, guarda, mi sei venuto in mente. Guarda, ti danni che te seguo, cazzo. E oggi sono fatto la strada contraria perché ogni tanto passo e ripeto, vado a vedere se c'è qualche camper, no? Ogni tanto venivo sì, perché oggi si vedeva, c'era quel di Ezio prima, che lo gori con lo suo per i cavalli, perché lui lo avevo presentato una volta, se no al momento non avevo riconosciuto Ezio. Invece tanti anni, forse all'inizio ancora. Chi è? Ezio? Che fatto quando è arrivato, che hai fatto il video del furgone da Ezio. Sì. Esatto, che si è di andare a vedere, mi sognai sempre, lo sogno ancora che il Mazzeo là. Ti eri no, tu che eri andato a farla, no? No, Zanini. Zanini ti eri nato. Sì, poi il Mazzeo. Hai fatto il video con Mazzeo e dopo ti hai fatto vedere il camper da Ezio. Sì. L'ho ancora qua che il Mazzeo là. Lei è cartapesta però, 260, che bello, cazzo, proprio a disposizione eccellente, col garage, cioè proprio voto 10 alla disposizione. E voi avete saputo come prendere la vita? Ma Con sta vita. Ma no, ognuno... Sì, desermato se te lo vendi, penso che sia libertà assoluta. Non ti segnala cosa che compro. Ogni volta una tortura a fare doccia. Sì. E devo smontarmi a voglia viva in camper. Perché dopo 3 anni, 4, quel che era, tutti i giorni, ogni volta, succhiaduccia là d'inverno, no, ma anche basta. perché lì ti hai guardato il bagno, lì la volta è separata e comunque sia, l'asciugo comunque ogni volta che l'avevo fatta, perché una partecipazione... Vabbè, ma te sei dentro al caldo. Voglio dire, quindi sì, mica il box o poi il box doccia che si chiude, non sai che... Vabbè, doccia grande, mi dico, ma te sei dentro al caldo perché t'ha ancora i vapori e l'acqua calda? Anche per un discorso di comodità di viabilità. Sì, ma a parte quello, mi basteria che... Anche a non Macerdato, un capo negozio che anche lui come quel d'Ezio, il diesel Macerdato, ma anche te anche una certa età che va sulla. A me non dormire, mi dormo io stesso. Sì, lo so. Uso un guardaroba sopra. Ah, ecco, per quel. Area di sbrigo, roba ferma, siamo in casa. Sì. Avevo tanta roba ferma, quindi molando per la prima volta l'appartamento, tu tendi a portare via tanto, no? Dopo manca te che vivi. Esatto, via, esatto. Tu al mezzo, che cazzo che fai, le voto. Sì, uguale. Quindi una goduria. Via poco. Sono belle esperienze, secondo me è vita. Solo per quello perché... ognuno la sua. Sì, ma come che te dici te che te la racconti? Guarda dopo che mi sveglio. Ma sì, ma perché a me mi piace fare ste robe? Ma è un sogno. Per me? Ma per... A tanti altri non vi interessa niente. Ascolta, ma chi ti guarda magari un po' una forma di vita. Sì, ma tante altre persone non è piacevole stare in camper o svegliarsi in montagna. Ti preferisce l'albergo del lusso? Come oggi, con la vita di stress che avevamo, di stress, del lavoro, qua e là, mi sono ancora fortunato perché con la mia bella casa la sarà immessa su 3 piani, io col campo del mio suocero, in parte con una siepe di 30 metri, se una strada non passa nessuno, che se una strada mesa mia e mesa di quell'altro che non l'abita neanche, in parte con me cognà, con la siepe, se voglio star nudo in giardino io stago nudo. Se è un bene che non tutti ga oggi, sì o no? Se mi vado a casa, Dio canta che adesso un appartamento, sto qua spacca la minchia, questo, quell'altro, ti dici, vaffanculo, sono già stressato del lavoro, più mi stresso anche qua. Non sei il massimo, sì. Quindi anche a modo vostro è un modo di vivere in tranquillità, è una cosa impagabile, la tranquillità, sì o no? Sì, beh, la tranquillità senz'altro. Poi questo qua è un altro modo in più perché ti fa conoscenze, dopo te va fuori, sì, te vedi, ti conosci, sei gente per bene, quindi sei anche piacere dopo. No, tutti drogai. Sì, Ramone, sta a pensare che sei sempre a festa, perché sennò basta, fine mese si si campa, perché siamo buoni a spendere gli stessi che anche se... Vabbè, sì. Però mettilo in fresco, Ti che devi avere un frigo da chilo. Così. Comunque sei a posto, dai. Sì. Ti vedo in forma. Sì, no, devo mangiare come un stupido perché ho smesso di fumare. Ah sì, anche contemporaneamente. Ascolta,
dicevo, ma guardati sto qua. Mise 2 anni che ho smesso da fumare, a settembre, 2 anni. E anche mica ho smesso 3 volte. Ma c'è poi mia, si deve fare tutta cuore, metti la parola. Butta via quella cica che è del cazzo elettrico. Guarda che quando uno smette di fumare è facile, ma qua è 3 volte che ho smesso, ma che io so 50-60 anni. Ma io ho smesso da un tocco, non fumo da non fumi più. Ah, da un bel tocco. 3 volte che ho smesso. E ti sommeavi un pazzo, mi divento pazzo così quando che non me la mola la moglie. No. Io ti c'eri là senza cica e ho detto la Alessia qua lo fa diventare matto. No. È perché se la becco che dico. Daghe la di più, questo qua mi dà No, anche ammassano che stai pidrio. No, metà ormai. È la roba più bella, Yuri, il fumare, guarda, mise 2 anni, credimi, l'ho già fatto 3 volte nella mia vita, però adesso sono 2 anni. È logico che ogni tanto ti prende il matto, comunque fuma un pacchetto e mezzo di Marlboro da quando che ha 15. No, mi manda via voglia proprio di fumare. to be continued. Sì, ma questo ancora quelle cose a fumo. No, ma quelle tanti anni fa che lo provai. Buttale via, Ma Yuri, sì, no. Sei tutto velen. Ma bevi no. un bicchiere di vino. No, non è veleno, le so che è liquido, mio femi, so No, che oggi il dirasto qua, guarda che matto che go conosciuto, qua mi sputano adesso. Se è il liquido delle sigarette elettroniche, le glicole propilenico e glicerina vegetale. Sicuro quando bevi caffè? No, grazie Fabio. Ricordami il nome. Emilio, Emi. Seguito se va Emilio! Come Socan lì, Emi, no? Compagni. Sì, gasto capio, Yuri, se la roba più bella che uno possa fare smettere, fumare. Ma a me non mi cambia niente, sinceramente, purtroppo. E non volte te ne precedenti, accorgi tu, forse, e volte dentro di precedenti mi sentiva carico, Posso dirti energico. una cosa? Adesso Allora stai attento, operazione agli occhi, perché io ho avuto un distacco di retina 10 anni fa, quindi avevo perso l'occhio, dopo mi ha fatto l'operazione, ho recuperato tutto quanto. Cristallini, questo e quell'altro, vado a fare, prima ti sa delle operazioni, ti fa il cardio... Posso fare una battuta? Sì. Dovresti essere collega di Marco Caldogno ora. Perché? No, cioè, è vero no? Ah! No, gli occhi sei bene adesso, sei ormai. Sì, no. Per dite. Manca i suoi. Insomma, vado a fare sta visita, tachicardia, 102, dibattito. Vado dai cinesi a San Vito un giorno e compro un orologio di quei che aveva, così 15 euro, ma credimi, postare sul telefono. Sono là che bevo un caffè in una sala, sì, nella saletta lì in Coppa. 74 battiti, che avevo smesso da un mese. Ho detto, 15 euro non si niente. Ma sei una cinesata, siccome da 102 senza fare niente. E dico al mio amico, c'ho qua il misuratore di pressione, 72. Pensati cosa che fa il fumo. Robe che non te ne accorgi. Tachicardia 102. Sai che se andavo a 110 di ocante scioppi. Sì, ma che provoca problemi cardiovascolari, io sapevo insomma il fumo. Sì, però, vedi, sembra di no, per me era un piacere, la prima volta che facevo la mattina, fumavo. Si vede 5 anni che non fumo. Beh, ma lui sei di Verona però. Chi è da Verona? Tu così detto la Giulietta? Verona, Da dove? La Vicenza dove i Magnegati. Ehi, ti ricordi il video del bambino del Stecchino d'Oro? Ma cosa no. di bello vicino? Le luci, I sassi. Babbo Natale, E quelle. i sassi. I sassi. No, de coso, dell'Islanda. È lontana l'Islanda, se dopo Padova all'Islanda. Caro. Ho guardato giusto ieri sera. Che personaggio anche Ezio però, anche lui una vita così. Che lavoro che fa l'Ezio? Consulente Finanziario. esatto, Ah, ok. non mi veniva a parlare. Perché è bello quando fai quelle amicizie così poi. Ti porta a 1000 conoscenze, no? Dopo sai c'è chi lega di più. Certo, ma come tutte le cose, però... Guarda. Guardate che c'è un gruppetto stretto nel senso dove che lega. Ma sì, e dopo è così, al di fuori di quel marietto lì che poi... C'era un personaggio, già dalla voce mi faceva Mi morire. dispiace per Andrea perché anche Andrea è uno di quei di sto gruppetto che le devo dire a Fabio. Infatti se maniera poco. Però no, vabbè, non è che non viene per chissà cosa, non viene perché gli altri... Esatto. Tu slungo con l'acqua c'è un pelo. Tutto slungo. No, stessa roba, va bene. Ti lascio normale? Ah no, è vero, quindi te me dà poco caffè e ti slunga un po' con l'acqua?
È vero, bravo, Siete voi. bravo, è vero, cazzo. No, che ma siete scienza, un bel gruppo, buoni trovi in 20-30 voi domani? Non so perché come giustamente anche a Fabio l'ha detta, tra il Covid e tra il meteo, mi vedete all'inizio, ragazzi, al limite annullo, grazie Vecchio, annullo il raduno il giorno prima se vedo che piove. No, grazie Fabio. Dopo a fine noi altri scende la stessa idea, piuttosto che ciapparà piova da sol, la ciappiamo in compagnia. Sì. Quindi ho detto ragazzi, noi ci siamo del gruppetto, discorso. chi che vuole venire viene, Che discorso. anche se piove, perché Ma sì. Sappiamo piove in ma compagnia. Sì, è bello. se- Ma voi avete sto spirito che è bello, quello io dico che è grazie. invidiabile di voi, no? È un giusto ragionamento. Mi lo fai ancora una volta con piovia eccetera, mi dai in montagna anche qua piova. Sì. E piuttosto che star a casa dentro a guardare la televisione, vai in montagna qua pioggia, me guarda in montagna dal finestrino della macchina. Sì. Mi ogni weekend sempre Un po' via. malinconico. No, le belle. Sì, se bello. Sì. Farlo tutti i giorni. No, tutti i giorni sto col cazzo. Però effettivamente voi mi immagino, no? Piove, te sei sentato lì. Da solo però, perché mi è sempre in compagnia. Sì, ma no, Ti ti devi dico, da solo, a te- volte sì. si su piazzai dove Sì. si singani, dove che sei tutto, non sai Sì, che... sì. Sì, Dipende, dipende dipende. esatto da cosa che te a combinare. Tipo mi che vai in giro clienti o robe del genere, a volte sono camminati parcheggi di supermercati, eccetera, perché ho a lavorare. Beh, certo. Se fosse mantenuto che avessi altre entrate e non avessi amorosa, sarebbe... non che siamo loro, sarebbe la roba più grossa. intanto sarebbe in Toscana, primo. No. Bella, Sì. sia un paradiso. A me mi piace la Toscana. Mi sarei già ricoverare in Spagna col Covid. Forse. Ecco. Sono stato 2 anni fa a un'azienda in Spagna, io vicino a Barcellona. E là due cani non la passano mica bene, non so io. Aspetta, quando... Devo filmare? Sì, è tutta prima, Erco, che è ancora avanti. Beh, dai, una pausa. Eccolo! Oh, crazy, all of you.